Amici, buongiorno! E questa settimana vi portiamo in una giornata e ho scelto proprio il momento migliore. Ho scelto il momento senza disturbo. Buongiorno Gianni, buongiorno Sara. Buongiorno Kate. Oggi giornata in Radio Company e Radio Padova. E intanto lui fa bam, bam. Ma buongiorno, tenere chiusa la porta, porco cane. Andiamo. Buongiorno. Bene, amici, questa è la sala riunione che abbiamo monopolizzato. Per la sala riunioni? Ok, ho capito perché ho smesso di fare video. Vedete? Lunedì 15 marzo, le Idi di marzo, sala riunioni prenotata dalle 9 alle 17 circa. Grazie Ale. Il videomaker stabilizza la sua macchinetta. Ho bisogno di un caffè. Vamonos. Adesso vedete come Sara non conosce più la strada. Ce la sapevo. Wow. No, leggevo solo dietro, non dicevo da te. E ora facciamo i golosi. A13. A13. Vieni. Secondo me, sai. Controllavo se Elettra Lamborghini sta bene, visto che al Covid sono molto preoccupata. Il livello di QI delle mie colleghe. Bene. Non si è persa. Per la seconda volta non si è persa. Ciao Luke, a dopo. A dopo. Ciao. Stiamo girando il video ufficiale Radio Padova. È già in modalità ninja alla caccia del pranzo. Guardate che movenze da Segugio. Che felino della foresta. Tipo. Adesso bullismo. Vamonos. Non diteglielo, ma esco questa settimana col video. Così questo essere qua è contento. Molto contento. Prometto che arriva. Signor Cavax, glielo giuro. Si fidi di me. Quante settimane sei stato in ritardo? 2. Una saltata, la seconda tampone. No, addirittura 2 saltate e quella dopo tampone. Malissimo. Lo so, non Ho so. detto da me comunque che sono fermo da un mese. Lui è una persona cattiva, lui è una grande cacca. Perché io gli voglio bene e lui cerca di far capire. Io faccio tranelli. Esatto, vergognoso. Ma ciao, addio. Adesso non ti seguo più. Basta, mi sono arrabbiato. Bene. Postazione, buongiorno. Salve, buongiorno. Eccoli. Un po' di serenità, tranquillità, normalità. Telecamera, grazie, salve, tira fuori di qua. La disperazione in un'immagine. Buon maledì a tutti. Ma che curiosità che c'è nel popolo di Company, questa telecchia, Stiamo attendendo il cibo. Sembriamo dei Licca. Sembrava, ma non era lui. Vamonos. No, sto qui, aspetta Kate. Va tutto nel video. Belli Conte Show. Ragazzi, cucina di Radio Company e ci sta mascando il cibo. Piccolo mio, resisterai da solo? Ciao, sono Gianni. Ragazzi, la family. Ciao Ale. Ciao. Carlotta, Enrico. Certo che ha scelto cosa mettere nei 100 video. Parlano di me. Continuate, è bello. Tu hai scelto cosa mettere nei tuoi 100 video che hai Hai fatto. scelto come censurare Esatto. i tuoi video. È vero? Questo è vero però. Hai messo solo la parte bella della tua vita. Non hai messo quando sei sulla scrivania e piangi. Ah, non riesco a pagare la fattura. Sì, ci arrangiamo. Possiamo fare l'altra faccia dei 100 giorni adesso, ragazzi. Sì. Vai, altri 100 giorni, parto!
Giovanni ha detto che li accetterebbe subito. Sì, ma tra l'altro Giovanni ha detto che da stasera o forse da domani sul suo profilo Instagram pubblicherà l'altro lato della medaglia, no? Quindi le cose, quelle che di solito non si riprendono. Le cose sconce. Le cose sconce, quelle tristi, quelle brutte. Anyway, No, tranquilla, non sto aspettando. Tranquilla, Io so che il lavoro è giusto farlo in tranquillità, serenità. Ti amo. In realtà sono io che ti amo. Allora ti amo anch'io, Gio. Elisa, allora ti racconto una cosa. Io la finisco con questo. No, perché è difficilissimo gestirle, è difficilissimo. Bene, si conclude la giornatina in Radio Company, Radio Padova e Madame Social Media. E l'altra, eccola lì. A domani.